c'è una fitta scaletta, adesso do subito la parola, iniziamo con Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Volevo ringraziare la curatrice di questa tavola rotonda, Arianna Silvestrini, che è una collaboratrice di recente acquisizione da parte della Film Commission. Grazie Arianna. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, il mercato del lavoro e l'attrattività del territorio. Prego. Microfono. Perfetto. Io presenterò alcuni numeri relativi al comparto, perché l'occasione che ci è stata proposta è stata proprio quella di poter fare il punto almeno di chi siamo dal punto di vista delle fonti principali che abbiamo. Prima di dare i numeri è importante secondo me aver presente quali sono le caratteristiche che in questo momento il mercato del lavoro ha e di conseguenza quali sono poi le condizioni necessarie per poter intervenire in termini di politiche, nel senso che la chiave principale sarà la velocità con cui intervenire per la formazione, per le politiche, per la percezione dei cambiamenti. Il primo dato è che dal 2008 in poi viviamo in una continua costruzione e distruzione di posti di lavoro. A giugno 2022 rispetto al 2008 abbiamo costruito più di 200.000 posti di lavoro in più. Dal punto di vista dei settori, come vedete, servizi, industria e agricoltura hanno avuto vicende diverse e di conseguenza questa distruzione e costruzione di posti di lavoro fa riferimento a settori diversi. Anche dal punto di vista dei contratti di lavoro c'è una diversità importante in cui vedete come il contratto a tempo determinato, quello blu, abbia avuto va in contrapposizione con la crescita dei contratti a tempo indeterminato. Un fattore chiave per il mercato del lavoro è l'aspetto demografico. Al momento noi stiamo perdendo tra la fascia d'età 15 e 44 più di 365.000 persone dal 2002 al 2022, quindi un volume importante di risorse umane che naturalmente non ci sono più, che sono state invece sostituite da classe di età 45-64. I trend principali del mercato del lavoro, come dicevo, sono un cambiamento rapido tra la domanda e l'offerta delle professioni. La tendenza poi a una polarizzazione dei profili professionali, basse qualifiche e alte qualifiche, una difficoltà di reclutamento, quindi un mismatching che non è occasionale ma è sistematico. Fatto 100 le offerte di lavoro, fonte Excelsior, il 50% sono di difficile reperimento, che vuol dire che 25 offerte di lavoro sono di difficile reperimento per ragioni demografiche e 25 per ragioni di competenze. Però questo significa che quando un'impresa chiede 100 posti di lavoro, 50 sono di difficile reperimento, ormai da diverso tempo. L'invecchiamento della forza lavoro l'abbiamo detto, e poi nella polarizzazione alte e basse qualifiche, le basse qualifiche si portano dietro anche il rischio di povertà, quindi di lavori poveri che chiedono di essere aiutati a una rimmissione permanente rapida. Per quanto riguarda lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo, non è facile andare a vedere quant'è il perimetro di chi lavora in questo settore, perché abbiamo sia il versante delle aziende sia il versante delle professioni che ci danno informazioni diverse. Tenteremo di dare una stima in questo momento di quanti sono i lavoratori coinvolti
nell'ambito della partita spettacolo, cinema e audiovisivo. Una prima osservazione la possiamo fare a partire dai dati dell'INPS. L'INPS ha un fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che ci dice quanti sono il numero dei lavoratori che nell'anno hanno avuto almeno un giorno di lavoro. Il numero complessivo per il 2021 sono 17.440, che sono il numero dei lavoratori, di cui 14.792 dipendenti e 2.648 autonomi. Quindi il perimetro massimo che in questo momento ci dà l'INPS è di 17.500 più o meno lavoratori che operano nell'ambito dello spettacolo. Se poi andiamo a vedere nel dettaglio i principali gruppi professionali, vedete che ci sono nel 2021 3.200 lavoratori degli impianti articoli dei circoli sportivi, 2.731 attori, c'è tutto il personale dipendente degli spettacoli viaggianti, sono 2.000 e rotti, concertisti e orchestrali 1.720 e così via. Se noi andiamo a definire l'insieme del perimetro spettacolo, cinema e audiovisivi, potremmo arrivare più o meno a 5.000 persone che hanno a che fare con un lavoro autonomo per attori, registi, produzione cinematografica, audiovisivi e spettacolo, direttori di scena e di doppiaggio, tecnici, operatori di maestranze, scenografi, con circa 5.000 dipendenti e circa 500 professionisti autonomi. Questo è il perimetro che ci arriva dai dati dell'INPS. Se andiamo a vedere invece i dati relativi ai movimenti nel mercato del lavoro, quindi ai contratti di lavoro, e andiamo sui codici Ateco che abbiamo concordato peraltro insieme alla Veneto Film Commission, ci vengono dati ancora più bassi. In particolare, se andiamo a prendere i lavoratori che sono stati assunti con un contratto a tempo determinato, a tempo indeterminato o in apprendistato, arriviamo nel 2021 a circa 71 contratti, 190 nel 2015, quindi numeri bassissimi. Con invece la parte autonoma molto più alta, quindi con dai 500 agli 800 teste legate appunto al lavoro autonomo. Questo per dire cosa? Che l'ambito di riferimento di questo, il perimetro con cui noi possiamo ragionare sullo spettacolo, cinema e audiovisivo è caratterizzato, uno, da una grande frammentazione, dalla presenza di molte forme di lavoro autonomo e quindi molti parasubordinati, non dico tirocini sicuramente, però molti parasubordinati sono presenti all'interno di questo mondo. C'è una caratteristica poi di stagionalità evidente e poi c'è anche da dire che vi è una mobilità territoriale abbastanza prevedibile, nel senso che nel settore dell'audiovisivo ognuno può lavorare da casa e quindi non è necessario avere un contratto nella nostra regione. Di conseguenza, tenendo conto di tutta questa frammentarietà, noi crediamo che ragionare sull'indotto di questo settore e quindi non solo sulla filiera, ma anche sull'indotto possa essere necessariamente la strada sulla quale come Regione, come Veneto Lavoro, come Veneto Film Commission, ma anche con le parti sociali si possa avviare un approfondimento sistematico, ripeto, valorizzando sia i dati amministrativi che abbiamo, INPS, Veneto Lavoro, sistema camerale, ma anche avendo cura di andare a identificare bene, una per una, le aziende con relative figure professionali che sono coinvolte. E quindi
La proposta che noi facciamo è proprio di andare a costituire un gruppo di lavoro sistematico che ci aiuti a vedere meglio dentro questo indotto. E questo ci permette poi di andare anche a vedere le professionalità specifiche, le connessioni con altri ambiti occupazionali, l'offerta formativa che peraltro è più vivace rispetto al passato e concludo con una caratteristica. A differenza di un tempo, gli attori, sia chi come istituzione guarda ai cambiamenti, sia chi poi opera facendo interventi specifici, deve mettere in gioco una velocità diversa rispetto al passato, nel senso che dobbiamo essere più capaci, più veloci di interpretare e di intervenire, più veloci nell'interpretazione e nell'intervento, perché le azioni che possiamo mettere in campo di networking, di analisi di filiera, di upskilling, di reskilling, di ricollocazione, di alta formazione, chiedono tempi di esecuzione più rapidi e quindi tempi di analisi più rapidi. Ecco, su questo io credo che ragionando sullo spunto che ci avete dato di riflessione, questa possa essere la strada su cui andare rapidamente. Grazie mille. Eccellente, devo dire, quando parlavo di mappatura, davvero articolato e molto interessante questo intervento. Io penso che potremo lavorare insieme per approfondire ancora di più i dati che non abbiamo poi in gran parte, anche relativi agli investimenti sull'audiovisivo. Allora, passo subito a Miranda Bassoli, sguardi sui fabbisogni del settore. Prego. Grazie. Mi riallaccio a quanto detto dal dottor Barone rispetto a questo scenario, cercando appunto di fare un passo ulteriore sulla sua scia, e cioè, ma ci sono le persone occupate in questo settore, che è un settore di interesse, è un settore in evoluzione, un settore in sviluppo, ma quali sono i mestieri? Quali sono le competenze? Nel senso che a fronte di un mercato del lavoro, come lui riportava, parcellizzato, per certi aspetti frammentato, ecco, per usare la sua espressione, poi ci sono le persone che hanno le competenze e fanno i mestieri. Questo è un settore che si evolve, ha la possibilità di consolidarsi e di svilupparsi se determinate professioni ci sono. Oppure, come dire, le imprese si spostano, quando non trovano in loco le competenze che servono loro per svilupparsi, poi le imprese si spostano. In Veneto c'è una competenza, c'è una tradizione, ecco, si tratta di dare una trasparenza, una rappresentatività a questi mestieri, a queste competenze. Il lavoro, uno dei lavori appunto che la Regione Veneto ha svolto e sta tuttora svolgendo è proprio un lavoro che riguarda ma che mestieri ci sono e quali sono le competenze che hanno questi mestieri. Perché questo è un settore in cui ci sono mestieri ad alta visibilità, altissima, siamo in un posto che, come dire, richiama la più alta visibilità al mondo, ma poi l'industria, la produzione, la capacità che da un'idea arrivi poi un prodotto che si diffonde, che produce fatturato, che trova gente, eccetera, eccetera, vuol dire che c'è della gente in mezzo che ci lavora. Ora, insieme ai mestieri appunto, più visibili, anche più antichi, che ci sono sempre stati, poi ci sono altre competenze, altri mestieri che sono fondamentali per il settore. È in corso un lavoro, peraltro poi vi dirò, sollecitato da Veneto Film Commission e, come dire, immediatamente, velocemente, come suggeriva Tiziano, acquisito dalla struttura regionale, che si è posto il tema ma allora guardiamo questi mestieri. Questo è un lavoro che si innesta su un lavoro già esistente in cui erano stati individuati e descritti dei mestieri. Poi possiamo chiamargli standard, i profili, le figure, ma sono mestieri, i mestieri che le persone fanno. Questo c'era già una sua base, sono stati approfonditi, sviluppati professioni che riguardano appunto per esempio il location manager,
cioè che è una figura senza la quale non si produce, cioè non ha, oppure per esempio il macchinista audiovisivo. Quando, come dire, dico questi nomi che possono sembrare professioni, diciamo così, di secondo piano rispetto appunto a ciò che è più visibile, ma sono quelli che rendono possibile la costruzione del prodotto, oppure l'assistente, il tecnico di supporto alla produzione. Ci sono altre figure, e quindi parliamo di figure che hanno da un lato competenze tecniche, ma competenze gestionali e di coordinamento, di competenze di coloro che sono in grado di mettere insieme le risorse, di coordinare le persone, ma di rapportarsi con l'esterno, di trovare le soluzioni tecniche. Ecco, ci sono professioni di questo tipo che adesso sono al centro dell'attenzione della Regione, alle quali si cerca di dare una visibilità, cioè cosa sanno fare, cosa devono imparare, che tipo di competenze devono essere in grado di mettere in campo, sapendo che ci sono le nuove tecnologie, che quindi tutto questo va parametrato sulla capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, e che appunto sono competenze che se hanno anche delle evocazioni di mestieri già esistenti anche in altri settori, se si parla di location manager, è il location manager dell'ambito della produzione audiovisiva, quindi che ha tutta una specificità che deriva da questa sua collocazione. Ecco, quindi vorrei rappresentare una situazione nella quale appunto la Regione del Veneto dispone di un suo elenco di mestieri del settore del cinema e dell'audiovisivo, che sono mestieri tutti quali identificati e descritti, ai quali si sono aggiunti su sollecitazione della Veneto Film Commission nuovi mestieri molto aggiornati, dove ce ne sono altri in corso di approfondimento, quindi come il creatore e il realizzatore di effetti scenici, insomma tutti i mestieri del settore, ecco, che sono a disposizione di tutti quanti. Quando dico a disposizione di tutti quanti, questo cosa significa? Significa che avendo questo, diciamo così, questa biblioteca, questa libreria di mestieri del settore, diciamo così, diventa più possibile, più facile progettare gli interventi di formazione, cioè non inventarsi uno cosa deve sapere fare, ma quale sarà la figura, ma avere un riferimento per progettare la formazione. Serve anche, ecco, nella situazione di mercato che riportava Tiziano Barone, serve anche a dare visibilità alle competenze delle persone che spesso qualcosa già sanno fare. Cioè nel senso che ci sono molti mestieri, l'altro giorno in una riunione tra noi si parlava del produttore di calzature per il settore, ecco, ma questo non significa che sia una professione che non ha niente a che fare con chi produce calzature, è una professione che ha una sua specificità, ha tutta una sua specificità per il fatto che la produce in questo contesto, e quindi ha una sua fisionomia. Ci possono essere persone che alcune competenze già le hanno in questo settore, che possono essere viste, valorizzate, per poi essere completate, integrate e aggiornate rispetto alla appartenenza a questo settore. Quindi per sintetizzare, allora ci sono i mestieri, c'è una focalizzazione dell'intervento della Regione in questo momento sui mestieri del cinema, i mestieri che sono appunto quelli tradizionali, ma sono anche quelli di tipo organizzativo, di tipo tecnico gestionale o di tipo tecnico specifico rispetto a questo settore. Ci sono delle rappresentazioni di queste che appunto possono dire: ma il giorno che vogliamo fare un corso, cosa dobbiamo sviluppare, quali competenze dobbiamo sviluppare, e non si parte da capo, ma quali sono le persone che hanno già un po' di competenze e possono essere facilitate ad entrare in questo settore. Quindi che cosa c'è, come può essere utilizzato? Ecco, l'altro spunto che vorrei dare è il seguente: come si è arrivato a tutto questo? Lo dico perché non è che, come dire, con il lavoro che la Regione sta facendo poi si conclude
questa necessità o opportunità di approfondimento dei mestieri del cinema. Ce ne possono essere altri che già conosciamo o come dire, intuiamo oggi, ma altri che si possono presentare domani o dopodomani. Ora, quello che è possibile fare è proporre nuovi profili attraverso un processo che la Regione ha già attivato e che consente, come ha già consentito, di acquisire queste sollecitazioni, anche di acquisirne altri. Ecco, sottolineo un aspetto, e cioè la proposizione dei nuovi mestieri può avvenire, non avviene come tradizionalmente avviene o in altri contesti avviene solo da chi si occupa di formazione, no, può venire da chiunque abbia una vista, una comprensione, una percezione di come sta andando il settore. Chiunque può fare una proposta, perché chiunque può vedere che cambia un tecnico, cambia una competenza gestionale, operativa, specifica, eccetera. Quindi la Regione è in condizioni di acquisire sollecitazioni da parte di chiunque, è in condizioni di approfondirla rapidamente, perché è vero, il tempo è una dimensione fondamentale, di acquisirla rapidamente, ha in piedi un processo che è quello che è stato già messo in atto da parte della Regione, che è quella del coinvolgimento degli esperti di settore. Cioè, cos'è un mestiere? Lo si costruisce con chi interpreta il mestiere. Cioè, bisogna parlare con le persone esperte, le persone che hanno visto svolgere questo mestiere, che lo mestiere stesso lo svolgono e che possono dare tutti gli elementi per costruire queste professioni. Questo è un processo già in atto, che si è già svolto e anche concluso per alcune figure. Quello che preme sottolineare è che è un processo ancora aperto per nuove figure che si dovessero presentare, per nuovi bisogni che dovessero evidenziarsi all'interno del settore. Ecco, c'è tutta la struttura di procedure, di strumenti in grado di acquisirla, di trasformarla in tempo breve in una risposta a questo e di identificare le figure anche nuove che dovessero porsi nel settore, accompagnando quindi in questo modo lo sviluppo di questo ambito in fondo così bello e così importante. Grazie Miranda Bassoli. Giusto 2 parole sul lavoro fatto in collaborazione con la Veneto Film Commission. Abbiamo in effetti contribuito ad aggiornare un'anagrafe regionale di professioni, aggiungendo ruoli che non esistevano, in buona sostanza, specifici sul cinema e l'audiovisivo. Questa anagrafe, giusto per spiegare un po' come funziona, è alla base anche dei sostegni che la Regione può erogare per la formazione, per cui è necessario che le professioni, esistano in questa anagrafe perché si possa intervenire con azioni mirate legate ai bandi sulla formazione. Allora, arriviamo alle associazioni di categoria per uno Stato dell'arte, cominciando da Matteo Ribon, direttore del CNA, Stato dell'arte, maestranze e profili tecnici organizzativi. Il CNA è, direi, Veneto, probabilmente l'associazione di categoria con il suo settore dipartimento audiovisivo, raggruppa, direi che il maggior numero di persone sono iscritte al CNA in Veneto, ma Matteo ci dirà con maggiore precisione. Allora, grazie. Io partirei da questo aspetto che diceva il direttore Chessa, perché quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro come cinema audiovisivo abbiamo pensato che dietro a Red Carpet necessitava una valorizzazione, tutta una filiera che in qualche maniera ci lavora da tanto tempo e che in Veneto è anche riconosciuta. Contemporaneamente pensavamo e pensiamo che sia importante capire che questo settore ha una capacità attrattiva e di movimentazione, prima veniva indicato insomma sia in termini di filiera ma anche in termini di indotto molto importante. E le potenzialità che possono esserci sono ancora più esplosive. Il lavoro che sta facendo la Veneto Film Commission serve per coordinare questa filiera e questa squadra, tenendo conto che c'è un elemento
che abbiamo visto anche dal video, il territorio può essere in grado di coniugare anche aspetti interessanti dal punto di vista poi della location con le professionalità. Io mi soffermerei sul fatto che i numeri che ci ha mostrato Barone sono piccolissimi invece, nel senso che rispetto a quello che ruota attorno sono molto piccoli. E lo sforzo sarebbe quello contemporaneamente di aiutare questi numeri, questi che sono persone, professionalità, a rimanere e a attrarre ulteriori maestranze, perché comunque se metà delle richieste che ci sono anche in questo settore, così come nel mercato del lavoro, non sono soddisfatte, vuol dire che dobbiamo anche fare in modo che ci sia un interesse a sviluppare queste professionalità. E il secondo elemento, che è anche un compito che non abbiamo ancora assolto pienamente, è quello di fare in modo che, parlo dell'artigianato in particolar modo, sia in grado di avvicinarsi a questo settore, perché quando parliamo di un elettricista, l'elettricista all'interno del processo da filiera del cinema ha delle caratteristiche ulteriori, ma una base comune. E così come quando parliamo di aspetti scenografici, di realizzazione, di tutti gli aspetti anche dal catering a tutte queste cose qui, ci sono delle caratteristiche specifiche nella realizzazione dei film, nella realizzazione di prodotti audiovisivi, che già appartengono a professioni, ma che per vari motivi non sono ancora state attratte dalla dinamica del cinema audiovisivo e potrebbero esserlo. Questo è molto importante anche per il futuro dell'artigianato, perché l'artigianato deve trovare in settori nuovi, in realtà il cinema non è nuovo, ma nelle sue evoluzioni è molto innovativo, delle dinamiche di caduta e di approfondimento. Su questo credo che un lavoro di squadra possa essere molto importante, per cui ci sta il compito della Regione, ci sta il compito delle associazioni, ci sta il compito anche della Veneto Film Commission. L'altro aspetto che secondo me è importante è quello della dinamica dipendenti, autonomi e imprese. In questo mondo, per quello che siamo imparato insomma in questi anni, questa separazione netta è decisamente fuori schema, nel senso che esistono delle modalità con le quali i professionisti, i dipendenti e le imprese hanno delle dinamiche di ibridazione molto forti. Ed è questo anche un modo diverso con cui chi opera nelle istituzioni, comunque anche nel mondo dell'associazionismo, si deve confrontare. Perché se pensiamo che tutto sia inseribile, e l'ha fatto bene prima a non codificarlo in questa maniera, nella TECO 59, probabilmente non capiamo niente e non riusciamo neanche a dare delle risposte sufficienti a tutto questo mondo qui. Accanto a questo, se dobbiamo sviluppare delle attività di formazione per questa dinamica qui, di questa filiera, questo mondo, purtroppo dobbiamo trovare anche degli strumenti molto più elastici di quelli che abbiamo messo in campo per altre tipologie di formazione. Se penso al mondo delle associazioni e anche al mondo delle strutture che possono contribuire a fare attività formativa per queste professionalità, chiaro che si devono confrontare con una modalità completamente nuova e diversa. E su questo è lo sforzo che ci consente, magari mettendo insieme punti di vista diversi, la riflessione che prima faceva la dottoressa Bassoli rispetto ai mestieri, chi sono, come si sviluppano, c'è questa cosa dell'approfondimento e della codifica fatta in maniera diversa, ci può aiutare a dare una risposta al territorio. Perché, mi collego all'inizio e poi concludo, questo territorio sviluppa professionalità nel cinema, ma anche un altro grande compito, cioè qui siamo nel territorio, nella regione d'Italia con una maggiore capacità di attrattività turistica
E coniugare queste due cose ci consentirebbe di essere ancora più spinti dal punto di vista dell'attrattività internazionale. Perché, e qua l'abbiamo già detto altre volte e lo ripetiamo, il cinema non si fa solo a Roma, si fa qui nel Veneto, ma dobbiamo anche costruire delle modalità di attrattività e di benvenuto, anche fisico, strutturato, che non possono essere in grado di attrarre questa cosa qui anche da parte delle produzioni internazionali, più di quello che riusciamo a fare adesso. Grazie Matteo Ribon. Allora, con Tiziana Pettenuzzo ci siamo incontrati qualche mese fa, poco prima dell'estate. Come Veneto Film Commission ho registrato un grande interesse di Confartigianato a collaborare sull'audiovisivo. Mi fa piacere che sia qui presente e le lascio la parola, dottoressa Pettenuzzo. Beh, io ringrazio voi e Confartigianato vi ringrazio perché siete stati illuminanti in alcune cose, anche per le cose che ho sentito oggi. Recupero alcuni concetti che sono emersi. Sicuramente quello che dice Tiziano Barone, il comparto, il mondo del cinema, delle produzioni, che è il mondo del sogno, no? Si muove all'interno di una cornice, ma c'è tutto l'indotto, cioè quindi è un perimetro molto più grande, molto più ampio e molto più largo. Io vi porto solo un dato, ho fatto fare recuperato alcuni dati da parte del nostro ufficio studi. Sono 67.000, un po' più di 67.000, le imprese che potrebbero e che possono lavorare nel comparto. E rappresentano il 54,2% di settori collaterali alle attività cinematografiche e audiovisive, con un coinvolgimento di 158.454 persone, quindi è un mondo. Non so se crea consenso questo mondo, però insomma è un mondo interessante. La cosa che mi piace invece recuperare, perché c'è molto caro un lavoro che abbiamo fatto con la Regione Veneto, è quello che ha detto la dottoressa Bassoli. Lei ha parlato di mestieri e ha recuperato la matrice di questa parola, che è la parola di maestro, no? Il maestro artigiano. Noi con la Regione Veneto, Elena lo sa benissimo, anche i miei colleghi, abbiamo una legge che regolamenta la professione di maestro artigiano, e questo è un mondo anche dove può entrare questo tipo di professioni. Hai parlato poi però anche, Miranda, di location manager, e questo fa piacere, non hai parlato di produzione. E evoca che cosa tutto quello che hai detto, almeno nella mia sensibilità, questo legame forte che c'è tra territorio e la cultura artigiana. Il 98% delle attività in Veneto sono e hanno una matrice artigiana. Quindi sono mondi che hanno una loro specificità, che tendono a legarsi, che legano, come dicevamo prima, no? in una filiera molto più ampia, non è solo una filiera, è una catena del valore, ma è anche nello stesso tempo interrelazionata fra imprese, ma anche autorinforzante rispetto al mondo del cinema, volendo, o delle produzioni e non solo del cinema. Allora, io mi chiedo perché, ho sentito anche qui, perché il Veneto è così interessante, o potrebbe esserlo, e quindi le cose non nascono a caso. Intanto il Veneto si presta, a mio avviso, come il mondo dell'impresa, va bene, a tanti strati di lettura, il territorio nostro. Mi avete sentito quando abbiamo fatto un pre-incontro. Io credo molto al concetto di genius loci, ed Elena lo sa, perché Elena le ha coltivate in tutti questi anni, queste realtà. Poi le hanno trasformate in distretti, eccetera, ma in realtà sotto, no? C'è questa
questa forza fra territorio, fra identità, tra paesaggio, tra risorse naturali e anche competenze che si sono sviluppate negli anni. E poi c'è tutto il tema della antropizzazione. Le imprese hanno antropizzato, è vero, questo Veneto, ma non l'hanno reso brutto come qualcuno sta dicendo. Lo ha sicuramente trasformato. La cosa però che ha un valore aggiunto, e mi piace, ho sentito anche negli interventi che abbiamo fatto, c'è sempre attraverso l'impresa, il mondo della piccola impresa, un legame rispettoso tra uomo e ambiente e cultura, e potremmo sintetizzarlo, e questa è la sostenibilità. Giusto? Elena, credo che tu su questo hai lavorato tantissimo in questi anni. Allora, che cosa possono fare le imprese artigiane? Sicuramente le cose che avete detto voi. Non partecipano e non sono in grado solo di partecipare alla creazione di prodotti, ma anche tutto quello che è il mondo dei servizi. Concedetemi, io ho avuto modo di sentire degli artigiani che lavorano, per esempio un sarto, si chiama Zimmer Longuin, per rispetto lo cito, che ha lavorato, fa delle produzioni, ha lavorato in 4 premi Oscar in film. Cioè, gli ho chiesto, ma che cosa è venuto meno negli anni? Un po' la delocalizzazione, ha detto, però sono venute meno le scuole, sono venute meno i centri di formazione, quello che citavi tu prima, e su questo bisognerebbe tornare a lavorare. Mi chiudo, domanda, ho scritto le domande, che lavoro possiamo fare o che cosa dobbiamo fare noi? Allora, per creare quel valore aggiunto che qualcuno nei primi anni 60-70 chiamava la cosiddetta atmosfera industriale, no? Per non citare, è diventare moltiplicatore di questo valore, produzioni e servizi che lavorano insieme, piccolo e grande che lavorano insieme. La figura dell'artigianato e dell'artigianato ha proprio questa funzione, cioè quello di potenziare l'operato e la capacità delle produzioni che lavorano nel mondo del sogno. Ecco, io credo che sia questo il lavoro che noi dobbiamo fare. L'ultima cosa, però mi cito perché mi avete dato uno spunto stamattina, anche questo mondo può essere, noi siamo molto cari, no? Abbiamo una vocazione all'internazionalizzazione. Va bene? Noi veneti, insomma, facciamo i veneti, visto che siamo qui a fare questo. Mi dicono sempre a Roma, non fate i veneti. Vabbè, questa mattina possiamo farlo. È un mondo che si può esportare, tanto che, proprio per citare e rendere merito a questo artigiano che io ho intervistato la settimana scorsa, mi ha detto delle grandi produzioni, di grandi set televisivi che in altre parti del mondo si stanno sviluppando, citava per esempio l'Ungheria, va bene, dove stanno nascendo delle nuove cinecittà, diceva le persone mi segnavano, mi riconoscono come il grande maestro che arriva dall'Italia. Ecco, quindi sono anche queste cose che noi dobbiamo valorizzare. Faremo gli interventi alla fine, se non è un problema. Grazie dottoressa Pettenuzzo per questo prezioso punto di vista e grazie a tutti gli intervenenti per la concisione. Abbiamo un po' di ritardo, siamo partiti con un po' di ritardo, ma passo subito la parola a Italo Candoni, vice direttore di Confindustria Veneto. Il cinema e l'audiovisivo è un settore strategico. Prego. Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia, grazie dell'invito. Alcuni dati li abbiamo già sentiti da Tiziano prima, dalla dottoressa Pettenuzzo poco fa. Confindustria col proprio centro studi nel 2020 ha fatto un'indagine, la trovate anche su internet, molto bella, molto approfondita su questo settore. Alcune cose sono state dette, un paio di dati che mi hanno fatto pensare sono il fatto che noi abbiamo poco meno di 1 miliardo di esportazioni in questo settore, che non è certo poco.
e più di 170.000 addetti presunti tra queste società, con però due aspetti che non sono critici, sono aspetti che ci fanno riflettere, che si sono un po' ritrovati anche negli interventi che mi hanno preceduto. La difficile perimetrazione di questo settore, proprio perché è molto ampio, molto incrociato con altri settori tradizionali, e molto spesso la piccolissima micro dimensione dell'impresa, che poi è quello che diceva la dottoressa Petruzzo poco fa. Quindi l'artigianalità, che se da un lato è piccolo come dimensione, dall'altra parte vuol dire molto spesso alta qualità. Quindi noi abbiamo di fronte dati sia a livello nazionale sia a livello veneto che ci descrivono un perimetro di grande interesse. Però io credo che l'interesse sia anche dovuto a due possibilità che abbiamo e al superamento di un problema che abbiamo. Le due possibilità che abbiamo sono il fatto che questo è un settore trasversale, intercetta altri settori, dalla moda al turismo, dall'enogastronomia, cioè interessa una serie di settori, tanto che, come dicevamo spesso c'è un intreccio perfino difficile da identificare, e questa trasversalità è un valore, ed è un valore che deve essere però riconosciuto dagli stessi operatori di questo settore. Dall'altra parte noi abbiamo un altro grande valore che è la valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico, storico che noi abbiamo e che tramite queste imprese più che altri settori riesce proprio meglio ad essere in qualche modo valorizzato. Come la dottoressa Donazzan sa bene, anche nel prossimo Fondo Sociale Europeo ci sono molti denari sulla valorizzazione. Sul FESR ci sono molti denari, quindi questo sarà un settore che avrà la possibilità di progettare molto in termini di valorizzazione, anche non tradizionale. Il problema qual è? È un problema antropologico, cioè riconoscere che queste sono a tutti gli effetti imprese. Elena ride giustamente perché noi abbiamo affrontato questo problema con il turismo, che si diceva, vabbè, il turismo è l'ospitalità, no, è un'industria. Cioè, no, vabbè, è un'industria. Allora, qui accade la stessa cosa, anzi, forse con ancora maggiore difficoltà. Quindi il primo passaggio è antropologico, smettiamola di ritenere che queste siano imprese piccolissime che lavorano lì nella loro nicchia, che fanno grandi cose ma poi anche grandi periodi di sacrifici. No, è un mondo che, come è stato detto, è connesso, deve essere connesso e deve essere valorizzato. E questo noi lo potremmo fare anche, a mio avviso, e lancio una proposta in questo senso, con una narrazione diversa di quanto già c'è. Una delle ultime cose che mi ha sorpreso è, ma vi faccio uno dei tanti esempi, no? A Treviso c'è questo fenomeno che si chiama Officine, che ha 7 anni di vita, che ha fatto dei cortometraggi, ha fatto Trevisi, quindi che mette insieme anche elementi di formazione, dei sarti, degli attori, che collabora con Stefano Pesce, insomma una realtà. Come c'è questa realtà? Ce ne sono molte altre. Allora cominciamo a narrarle, cominciamo a raccoglierle e a diffondere. Perché quando noi diciamo, non solo in questo, anche in altro, che servono gli osservatori per mappare, io sono assolutamente d'accordo, ma l'osservatorio mappa il dato. Noi abbiamo bisogno di osservatori di narrazione, cioè di osservatori che raccolgono e poi mettano a beneficio di tutti delle eccellenze che ci sono e che spesso non sono conosciute per i veri valori che hanno. E così scopriremmo che ci sono, lo diceva Tiziana prima, una serie di soggetti che stanno lavorando con un'altissima qualità, ma lo stanno facendo all'interno di un loro mondo. Quindi noi dobbiamo interconnettere questi mondi, valorizzare queste esperienze
E questo aiuterà quel processo, quel superamento di quel processo antropologico che dicevamo prima, per cui tutto sommato stiamo parlando sì di un settore, ma come dire, di un settore scarsamente identificabile, insomma un mondo a sé. No, non è un mondo a sé e non è scarsamente identificabile, cioè bisogna ricomprenderlo nel mondo dell'economia veneta a tutti gli effetti, e forse il Veneto a Roma qualche best practice può pure portarla, no? Se la raccontiamo bene e non ce la teniamo, può pure raccontarla. Chiudo con un'ultima riflessione. Noi dobbiamo pensare che oltre alla raccolta delle narrazioni, noi dobbiamo fare qualcosa anche perché tra queste imprese si crei un minimo di rete riconosciuta. Non sto parlandovi di un'ennesima RIR. Basta. Sto parlando, allora mettiamola così, non solo di una RIR. Io stavo pensando proprio a un cluster, perché mentre la RIR come modalità mette assieme un'inserie di realtà digitalizzate verso il futuro, qui c'è la necessità di far conoscere un vero e proprio cluster, con interconnessioni, con best practice, con anche bad practice, ma un mondo che deve essere più vicino. Allora, potrebbe essere l'impegno che tra noi, anche associazioni, sia quello di non solo, come diceva Tiziana, far emergere questa cosa, ma anche farla crescere inserendola in un cluster che poi possa essere monitorato. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Candoni. Prima di passare la parola all'assessore per le conclusioni, c'è una domanda del pubblico che prego essere rapidissima. Prego. Ok. Diciamo quello scatto antropologico che fa dire il cinema e l'audiovisivo sono industria. Certo. Abolendo le parole industrializzazione e artigianalità, noi diciamo che vogliamo costruire un processo di reti di relazioni tra di noi. Allora, io voglio ragionare per immagini, ma veramente forse 2 minuti e mezzo. Un anno fa ci siamo visti a interrogarci su questo tema. Ho invitato tutte le accademie, quindi le accademie, proprio segnatamente l'Accademia di Belle Arti, le università, quindi l'alta formazione accademica, la Veneto Film Commission, ma la persona più operativa, il direttore della Veneto Film Commission. Cioè c'era questo mondo, ci siamo detti c'è bisogno di professionalità, eravamo all'indomani della chiusura di alcuni ambiti o del ripensamento di alcuni ambiti, avevamo bisogno di più professionalità nell'ambito audiovisivo, diciamo così. E volevamo costruire l'ITS dell'audiovisivo. Questo era il titolo di inizio del lavoro. Tavolo accademico perché non puoi prescindere, la verità è che poi devi partire dal basso. Che cosa succede nel mondo? E quindi secondo stimolo. Io divento assessore nel 2005 e arriva una produzione inglese della BBC, dovevano fare una cosa alla Madonna della Salute su Canova, eccetera. Intervengono con noi in regione perché non trovavano l'elettricista, cioè le cose più semplici. Il loro linguaggio non era so che c'è la Confartigianato, c'è la CNA e il mondo che sta sotto. Quindi secondo stimolo il tema di mettere insieme, perché dai mestieri che già esistono si devono costruire le contaminazioni che servono a questo mondo, che è in continua evoluzione, per non far dire me li porto da Milano, me li porto da Roma, e non perché io non voglia che ci siano le migrazioni, ma perché avendo noi il territorio che ha una capacità attrattiva straordinaria, l'anno scorso qui c'erano tanti film, si era deciso di fare il nostro stand con l'evidenza di quanti film erano stati girati, cortometraggio, ma se noi andiamo a quante pubblicità, quante comunicazioni delle singole aziende fanno per le loro promozioni, da far vedere nel mondo, perché l'internazionalizzazione è una vocazione, ti trovi quasi sempre poi a dire
Dove reperisco? Là è l'agenzia di Milano, è l'agenzia che mi fa il migliore comunicazione del mondo. Sono andata per flash, come se fosse una mappa mentale veloce, perché poi il risultato è questa tavola rotonda, è che cosa stiamo producendo in questo. Allora, la prima risposta che do: il capitale umano, cioè investire sulle risorse umane, è stato quello che ci ha fatto lavorare dal 2005 ad oggi anche nell'ambito delle arti visive, della cultura a tutto campo, andando ad analizzare però i bisogni e i profili professionali, perché io sono la pubblica amministrazione, non mi alzo la mattina e mi invento le cose, io devo seguire processi, ecco perché rispondo a lei in questo modo. E i miei processi oggi mi fanno dire, anzi me lo dice la Silvestrin prima, io avevo le note che ho studiato, ma avevo una parentesi: alcune cose devono essere verificate a breve, cioè si stava vedendo nel repertorio dei fabbisogni professionali la figura della location manager. Ecco, la Silvestri mi ha dato la buona notizia che l'abbiamo fatto, quindi siamo più veloci della luce. E sarà nel repertorio dei fabbisogni professionali, delle competenze, delle figure professionali in disponibilità della Regione del Veneto. Perché è un processo il nostro, e chiudo. Parte però da questo ecosistema che ha un insieme di soggetti che non sono perimetrabili, ma hanno un comune denominatore, almeno qui. È il nostro territorio, perché io sono la Regione del Veneto, non è una questione in questo caso solo di perimetro amministrativo, io mi occupo del mio, ma il fatto che qui c'è un'altissima densità di competenze che vivono e lavorano, come sempre in Veneto, in piena autonomia. La Repubblica dell'Autonomia noi ce l'abbiamo in casa, cioè i nostri sono tutti così, ma che oggi per fare il salto di qualità, ed è stato quello che ci ha fatto immaginare la Veneto Film Commission strutturata in un certo modo, con un direttore di un certo tipo, ci fa mettere questi puntini di tante autonomie e di tante competenze in una relazione che porti poi noi a fare un ragionamento a specchio per dire di che cosa c'è bisogno, ecco, di questo, e gestire risorse e percorsi formativi. E quindi la fine per me è che questa tavola rotonda, che si riallaccia allo stimolo dato un anno fa, che però partendo solo dall'alta accademia mi faceva teoria, oggi l'abbiamo completamente capovolto. Infatti abbiamo qui seduti i direttori delle maggiori organizzazioni, corpi intermedi, delle realtà, del manifatturiero, dei servizi che fanno economia in Veneto e che pensano che questo territorio, in termini di attrattività e di risposta nel linguaggio audiovisivo, del cinema, delle produzioni, debba anche generare, debba soprattutto generare professionalità. Non vi ho citato, e non lo faremo alla stampa e ne daremo un ritorno di stampa, ma qui si sa di che cosa c'è bisogno? Di un elettricista, cioè quella competenza che diceva Ribon, che oggi diventa l'elettricista per il cinema, che è un'altra cosa andare a dover fare una produzione che domani mattina deve allacciarsi qui fuori e deve fare la ripresa della X. Significa mettere quei sarti o quei maestri artigiani che diventino formatori dentro il nostro mondo. Io ho un sacco di soggetti accreditati a fare formazione anche in questo ambito, ma devo fare in modo che quei soggetti formativi prendano i migliori esperti. Il mio professore universitario è il maestro artigiano di cui parlava Pettenuzzo. Così come dobbiamo rendere il processo, in questo caso industriale, ridiamo sul cluster, RIR, ma se è una rete di relazione che diventa un ecosistema, chiamatelo un po' come lo volete, però deve avere una sua costruzione di rete. E la affidiamo alla Veneto Film Commission, perché non faremo un'altra volta lo stesso errore, che in Veneto è anche una caratteristica, no? Siamo autonomi, autonomisti proprio dentro, ma per funzionare nel mondo devi dargli un sistema organizzato, perché sennò non vengono. Quando a quello della BBC gli dicemmo al tempo, ma guardi che può andare lì, poi lì, poi lì, poi lì, questo ci ha detto no thanks, si è preso il blocco, in questo caso lo portò da Roma, cioè pagò, pullman di romani in viaggio, bello, a Venezia, ci abbiamo fatto girare un po' di ristoranti, speriamo, però oltre a quello io vorrei invece, ho tutto, ecco il pacchetto di quello che vi serve e lo affidiamo alla Veneto Film Commission. Quindi la tavola rotonda dell'anno prossimo, Jacopo, grandissimo direttore, quando abbiamo lui abbiamo fatto la svolta, l'anno prossimo
potremmo andare a vedere rispetto alle professioni e al repertorio che abbiamo appena inaugurato che cosa ha prodotto e quanto quella rete di relazione saremmo stati in grado di metterla a fattore comune. Grazie. Grazie Assessore. E aggiungo una cosa, le regioni che hanno lavorato di più negli ultimi anni, che hanno funzionato meglio, oltre a dare i fondi, che ovviamente è un incentivo molto attrattivo, sono quelle che sono state in grado di dare una filiera completa alle produzioni. Cito la Puglia, per esempio. E noi dobbiamo diventare così. Grazie a tutti.